Enna e Don Carlo Misilmeri recuperano la partita in programma per la 21esima giornata del girone A del campionato di eccellenza, partita rinviata di 3 giorni a causa delle condizioni non ottimali sia a livello meteo che a livello di terreno di gioco, e allora il generale Gaeta si riempie per questo big match che potrebbe restituire la testa della classifica ai padroni di casa oppure rianimare i sogni di promozione degli uomini guidati da Mister Aroni, che partono subito forte col tentativo dopo 90 secondi di Lucera, tentativo che si spegne direttamente tra le braccia del portiere. Risponde subito Lenna dopo 5 minuti con questa azione sulla sinistra, orchestrata in particolare da Arcidiacono, che arriva sul fondo. Questo tiro cross che viene deviato in calcio d'angolo è il preludio al gol che sblocca la partita. Angolo dalla destra di Caronia, pallone che rimane in aria e poi finisce sui piedi di Zappalà, che dopo 6 minuti porta in vantaggio Lenna. Esplode il generale Gaeta, la zampata vincente del difensore di Mister Strano, che dopo poco più di 6 giri di lancette porta in vantaggio la sua squadra. Prova a rispondere la Don Carlo Misilmeri, qui l'errore nel rinvio consegna di fatto il pallone ancora sui piedi di Lucera, che si defila, calcia questa volta col sinistro, la palla si perde sopra la traversa, poi torna a farsi vedere in zona offensiva Lenna con questa palla che arriva al limite dell'area di rigore. C'è questo cross che arriva per la testa di Agudiacco, parata facile per Simone Marino al 26esimo, palla recuperata da Caronia, forse con un fallo su Pellegrino. L'azione prosegue con Arcidiacono che imbecca al centro area Cocimano, intervento straordinario di Giuliano a togliere praticamente il tiro, ma passiamo al 38esimo, calcio di punizione battuto corto da Concialdi per Mendola, tiro deviato e corretto in rete da Simone Giuliano, che si bissa, si ripete dopo il gol realizzato all'andata con la splendida rovesciata al 97esimo che regalò in quel caso il pareggio alla Don Carlo Misilmeri. Anche in questo caso è il gol che vale l'1-1, ma la gioia non durerà molto, perché 5 minuti dopo, sugli sviluppi di questa azione sulla destra, c'è un cross messo al centro, contatto dubbio in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, invece concede calcio di rigore e a pochi secondi dalla fine del primo tempo Angelo Caronia si presenta dal dischetto, la rincorsa felpata e poi il destro secco che batte Marino, e proprio allo scadere del 45esimo arriva il gol che cambia nuovamente il punteggio. Siamo sul 2-1 in favore dell'Enna, che chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa prova a farsi viva la Don Carlo Misilmeri, che getta nella mischia l'artiglieria pesante. Qui uno dei nuovi entrati, ovvero sia il giovane Lo Gerfo, che non impegna più di tanto il portiere avversario. Qui azione alla mano, come di consueto, di grande tecnica da parte dell'Enna, con la palla che arriva sul fondo dalla destra per il colpo di testa messo fuori, che in realtà non trova nessuna deviazione, è decisamente più pericoloso. Qui è Biccio Arcidiacono che impegna severamente Marino ad una grande parata per negare il 3-1 all'Enna. Enna che poi insiste con questa nuova offensiva, conclusione che si perde fuori a pochi centimetri dalla porta di Marino. Poi c'è questo calcio di punizione nelle battute finali della partita, con la conclusione con Marino che deve esibirsi in una parata straordinaria. Probabilmente la palla, almeno secondo i giocatori dell'Enna, era entrata, ma non serve, perché l'Enna dopo questa punizione sente i 3 fischi, vede arrivare un'altra vittoria che consente di riportare i gialloverdi in testa alla classifica, scavalcando nuovamente l'Akragas. Da Sportiside è tutto, alla prossima.